Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti, è un piacere accogliervi qua, siete già in tanti, oggi è la giornata di apertura della 19esima edizione del Prone Docs Fest, è molto densa, anche di pubblico, abbiamo dovuto aggiungere delle proiezioni in più per il film di stasera, per il film delle 18 Sarajevo Safari, è un segno di, ovviamente, di affetto che riceviamo con grande piacere, ricordando che il festival, lo sapete, lo ripetiamo spesso, lo facciamo per il nostro pubblico, per la possibilità con i documentari di conoscere il mondo, i conflitti di oggi, le problematiche della nostra società e ogni tanto anche guardare al passato. Avete visto la nostra sigla che un po' condensa quello che ci sarà quest'anno sul grande schermo e anche in filigrana avete ormai conosciuto l'immagine così portante che viene da un erbario, l'erbario di Silvia Zenari, pordenonese, a cui è dedicato il Museo di Storia Naturale della città, e in particolare con una sorta di gioco con per noi molto significato. Parla proprio di storia, parla di storia del cinema e con anniversario tondo, 1896-2026. 1896 è l'anno di uno dei filmati forse meno significativi dei fratelli Lumière, si chiama Partita a carte, ci sono tre giocatori che in una scena che si può osservare ancora oggi stanno giocando a un tavolino e irrompe un cameriere e non succede praticamente nulla se non l'accadere della vita. C'è un signore in platea quel giorno che guarda uno di questi primi show, perché tali erano all'epoca Lumière, e si chiama Georges Méliès, è l'inventore del cinema fantastico. Lui disse per tutta la vita: se c'è un motivo per cui ho fatto il cinema, è qualcosa che era contenuto in quel film per noi forse così poco significativo. Che cosa? Le foglie che vibravano sullo sfondo. Il cinema conteneva, mostrando per la prima volta la vita sul grande schermo, qualcosa di più grande, qualcosa che potevamo guardare in profondità, con attenzione, con delicatezza. Lo spirito che ci anima quest'anno è proprio questo: come un erbario campionario del mondo cerchiamo di isolare il meglio, portarlo a voi, con una cura speriamo molto attenta e sperando di ritrovare uno sguardo verso la bellezza, proprio perché in questo momento riteniamo che ci sia troppa densità di contenuti, che siamo saturati dal vedere continuativamente distruzione, conflitti e abbiamo proprio bisogno di un tempo migliore, personale, per poter esplorare il mondo circostante anche col grande cinema. Troverete anche fra le cose che ci sono quest'anno una piccola selezione proprio di cartoline tratte dal raro erbario di Silvia Zenari, lo potete prendere in cassa con una donazione che poi noi investiremo in un'operazione ecologica. Il festival, lo sapete, cerca sempre di avere delle azioni culturali anche di lungo periodo, riteniamo che le manifestazioni, anche festivaliere, debbano vivere nel tempo e non unicamente, come si dice spesso del cinema, bruciando e illuminando lo schermo, e quindi queste cose rappresentano anche delle riflessioni che possono durare, che potete portare con voi, che potete condividere. E in questo senso la retrospettiva che inauguriamo oggi è un altro segnale importante. È accompagnata da un volume prezioso che trovate altrettanto in cassa e in mediateca, che si chiama Storia della guerra di Spagna. Ci sono dentro 50 documentari per 90 anni di storia, perché quest'anno fra l'altro abbiamo un altro anniversario, 36-39, la guerra civile di Spagna, e avete una sorta di, diciamo, abbecedario per muovervi all'interno delle visioni filmate di questo momento così significativo anche per la storia contemporanea. Molti di questi film sono a disposizione, sono all'interno della nostra mediateca, molti fanno parte anche della collezione storica delle pellicole proprio cinematografiche di Cinema Zero nel tempo acquisito e in questo momento sono depositate presso l'archivio climatizzato della Cineteca del Friuli e che per lungo tempo peraltro sono state mostrate in pellicola in Italia, garantendo al pubblico di vedere alcuni film proprio sulla guerra civile spagnola. Entrando avete ricevuto, fra le tante cose che ho portato, non l'ho con me, ma lo avete, quest'anno abbiamo voluto aggiungere subito un altro tassello, perché la retrospettiva non si esaurisce in questi giorni, ma avete in mano un programma che parte da giovedì della settimana prossima, dal 2 di aprile, perché, come vi dirà fra poco il curatore di questa retrospettiva, al festival facciamo una scelta molto particolare, mostriamo alcuni documentari. Con la prossima settimana vedremo i grandi classici che hanno raccontato la guerra di Spagna proprio con lo sguardo dei maestri. Per noi è un ospite ormai consolidato, è un amico, lavora con i più grandi festival europei, da Doc Lisboa
lavora con la Cinémathèque Française, Cinéma Durel, e ormai crediamo che anche per lui sia diventata, speriamo, una medaglia. Lavora per Pordenone Docs Fest da tantissimi anni. Scrivendo l'introduzione a questo libricino mi sono accorto che sono 9 anni che cura una retrospettiva per noi e è una pubblicazione collegata. Ed è quindi un grande piacere poter accogliere con un applauso insieme a voi Federico Rossin. Allora, Grazie. grazie a voi, grazie Riccardo. Ecco, è un'abitudine, molto pubblico ti conosce. Quest'anno una sfida anche per il pubblico perché abbiamo una proiezione anche domenica mattina. Sì. Siamo sicuri che se siete fedeli alle proposte di Federico Rossin e del festival non mancherete. L'invito che faccio prima di lasciarti il microfono, e il palco sarà tutto tuo, come avete visto il festival va per tutti esaurito, per cui munitevi di biglietti per tempo. I biglietti della prossima settimana della retrospettiva che vi ho preannunciato, insomma della continuazione, non sono ancora in vendita ma lo saranno a breve. Grazie Federico di essere con noi e ovviamente a te per l'introduzione. Allora, grazie veramente Riccardo, che non è solo un... Io con il Pordenone Docs Fest ho un feeling totale perché ho una libertà totale e Riccardo non è un direttore di festival, ma è una sorta di provocatore culturale che dà spazio alle persone che lavorano per Cinema Zero, e quindi io ho lavorato con tantissimi direttori di tanti paesi e lui è uno dei migliori che ho conosciuto, e questo va detto. Prima cosa, mi permetto una piccola chiosa alla cosa che è stata detta su Méliès e Lumière. Quel plan Lumière in realtà è una citazione pittorica ed è un quadro di Cézanne che i Lumière hanno voluto replicare, e quella frase legata appunto al movimento delle foglie venne poi ripresa qualche anno dopo da una figura che è molto importante per Cinema Zero, che è David Wark Griffith, che disse appunto che la vibrazione delle foglie dietro a causa del vento è la cosa più bella del cinema. E un'ultima cosa, il paradosso della storia del cinema fa che, per esempio, il processo Dreyfus non è mai stato filmato da un documentario, e l'unico film che noi abbiamo il primo film che noi abbiamo su questo caso è un film girato da Méliès. Quindi le storie in realtà sono intrecciate, sono confuse, la distinzione documentario e finzione è molto più labile e molto più variegata, dialettica di quello che noi pensiamo abitualmente. Allora, veniamo alla retrospettiva, quindi No Passaran. Subito finito il festival l'anno scorso ho scritto subito a Riccardo dicendogli: ho in testa un progetto, voglio lavorare tutto l'anno su questa cosa della guerra di Spagna, perché è un tema che viene da lontano, è un tema che mi importa molto. Io sono uno storico di base e volevo fare una pubblicazione e una retrospettiva per raccontare questa storia. E poi lavorandoci ho capito che i grandi film che voi vedrete qui a Cinema Zero a partire da giovedì prossimo, quelli più o meno li potete trovare online o li potete vedere qui o in Mediateca. Ma quelli che ho voluto proporre qui sono un'altra cosa. La guerra di Spagna appunto è stato un evento fondatore della modernità, è una sorta di prodromo della seconda guerra mondiale, ma è soprattutto un terreno di battaglia in cui i totalitarismi si sono scontrati e in cui il fascismo si è radicato in Europa. Ed è per la prima volta che una guerra civile europea, se vogliamo, si è sviluppata. Italiani contro italiani si sono ritrovati sullo stesso fronte, uno contro l'altro, e non abbiamo dovuto aspettare il settembre del 1944, era già successo lì. Ma la cosa importante è la memoria di questo evento per me, è di questo che voglio parlare in questi 5 programmi, cioè di come sostanzialmente l'oblio, la memoria e la distruzione della memoria purtroppo sono una moneta corrente, soprattutto in questo paese, ma vediamo che è anche molto anche in Spagna. E ci sono dei momenti chiave in cui si svende la memoria, come è stato in Italia nel 1945, come è stato nel 1976 in Spagna, e si decide che
si passa altrove, si passa a dopo e quindi i colpevoli non vengono puniti, anzi restano nei posti con una continuità dello Stato, la stessa che c'è stata in Italia con i prefetti, i capi della polizia, i ministri fascisti che sono rimasti al loro posto fino agli anni 60, la stessa cosa in Spagna e soprattutto piano piano si è avvelenata la memoria e la giustizia anche che stava dietro il conflitto e si è iniziato a dire più o meno la stessa cosa, siamo tutti colpevoli, quindi tutto assieme e cancelliamo tutto. Quando si mette a studiare la Spagna ci si rende conto che noi sostanzialmente possiamo essere sovrapponibili per tantissime cose. Per tantissime cose. Non è un caso, se voi andate per curiosità a vedervi i discorsi in spagnolo tenuti da Giorgia Meloni per Vox, in cui racconta di una Europa razzizzata, di un'Europa che chiude le frontiere, di un'Europa... Non dice le stesse cose che dice qui Giorgia Meloni in Spagna. Là si sente libera di dirlo perché ormai può dirlo, perché dagli anni 70 in poi, con una legge diciamo accettata da tutti, la legge dell'olvido, la legge della dimenticanza, si sono appunto cancellate tante cose. C'è un periodo in cui tutto questo arriva ed è il periodo che viene chiamato la transizione. Quando i baschi fanno un attentato al successore di Franco, che muore nel novembre del 75, Carrero Blanco, su cui c'è un film molto bello con Gian Maria Volonté che si chiama Ogro, si pensava che la Spagna sarebbe tornata una repubblica, come era dal 31, e invece il re diventa il portatore di valori pseudo-democratici e garantisce sostanzialmente una continuità dello Stato fra il tardo franchismo e l'inizio di una nuova democrazia. Alcuni dei film che voi vedrete in questa settimana sono stati censurati non dal franchismo, ma nel periodo della transizione. Quindi altro che democrazia, che ritorno alla libertà, no, non è stato così, assolutamente. Quindi è importante raccontare oggi quel momento storico lì, perché dal mio punto di vista di storico è molto simile al momento storico che noi viviamo oggi in Italia. È molto, molto simile. Quindi sostanzialmente per me la storia è sempre contemporanea, quindi non si tratta di fare una retrospettiva, ma questi film ci sono contemporanei, ci parlano, vedrete quante strizzate d'occhio al momento storico che noi viviamo. Io non vivo più in Italia, vivo in Francia da 15 anni e sostanzialmente succederanno le stesse cose che sono successe in questo paese. Non impariamo mai. Ok, detto questo passo al film di oggi. Il film di oggi, Arriba in Spagna, di José María Berzosa, è un film che non troverete in nessun libro sulla guerra civile spagnola e il cinema, che non troverete nemmeno nei libri francesi, perché è un film a cavallo, è un film praticamente dimenticato, il motivo è molto semplice, che il regista è uno spagnolo, ma è un esule, che dal 1956 se n'è andato a lavorare in Francia, è stato, fra le tante cose, assistente di Buñuel, di Renoir e di altri, ed è stato un regista grandissimo per la televisione pubblica francese. Non è mai fatto film per il cinema e ha fatto una serie di film straordinari sul Cile di Pinochet, sulla cultura spagnola, tante cose, fra cui questo film. Arriba in Spagna viene realizzato nel 1975, quando si pensava che con la morte di Carrero Blanco la Spagna sarebbe potuta diventare una repubblica. Il film viene prodotto dalla Francia, non esattamente l'ORTF, ma più o meno la televisione pubblica francese, e ha un obiettivo diretto, cioè vuole essere un intervento molto feroce per cambiare le cose nella Spagna del 1976, quando il film viene presentato a Cannes. Però cosa succede? Succede che i distributori in Spagna non lo prendono e il film uscirà solo
una settimana sola a Madrid nel 79, addirittura con una falsa pubblicità, Arriba Spagna è l'inno dei falangisti, facendo credere al pubblico che andavano a vedere un film falangista. E, il film e viene addirittura manipolato al montaggio. Quindi sostanzialmente gli spagnoli per cui Bersosa aveva fatto il film non lo vedranno mai, lo vedranno solo negli anni '80, molto più tardi. Ed è uno dei vari film che vedremo questa settimana che sono stati censurati. Il film ha una forza enorme che nasce dallo stile e dal linguaggio di Bersosa, che è un regista dialettico che usa il contrappunto. Cioè fa una serie di interviste, mischiandole, montandole con degli archivi filmici di vario genere e lavora per contraddizione, contraddicendo sempre la parola delle persone a cui ha dato la parola. Ci sono 4 sostanzialmente fascisti che rappresentano la Chiesa, il partito, Franco, i carlisti, ecco, e poi alcune figure della democrazia in transizione spagnola che contraddicono la loro parola. E poi è la ferocia che è la forza dialettica di Bersosa. Cioè il film è per quello l'ho messo in testa alla retrospettiva, è un'introduzione alla storia della Spagna. Cioè se voi sapete poco della Spagna e della guerra di Spagna, con questo film ne uscirete che avrete più o meno gli elementi più importanti per poi vedere i film da domani fino a domenica pomeriggio. Quindi se vogliamo pedagogicamente è importante di vederlo adesso. Non è il primo dei film cronologicamente di questa settimana, ma è quello più importante per avere una base didattica, per poi appunto capire anche le varie figure che forse vi sono sconosciute. La copia di questo film oggi è difficile da avere, quindi ci scusiamo con voi, perché è la mia copia sostanzialmente che vedrete, il mio file. Io avevo una copia dagli archivi dell'INA, però ha un watermark della televisione francese, però avevo anche una copia che è venuta dalla Spagna, però la copia non è di grandissima qualità. Il 35, il gonfiaggio del 16, che è stato proiettato negli anni 80 e negli anni 90, è introvabile in questo momento. Io ho potuto intervistare Bersosa, che è morto nel 2018, nel 2016 a Parigi, dove viveva, ed era un uomo di una cultura straordinaria. Possiamo dire che aveva la cultura di Borges, che adorava, e la ferocia, la crudeltà di Buñuel. Queste sono le sue caratteristiche. È un regista dimenticato. È importante per me anche farvi conoscere una serie di figure, perché quando si parla di televisione ci dimentichiamo che anche lì ci sono stati i registi che hanno scelto quella via, molto meno borghese rispetto alle varie nouvelle vague europee, proprio perché volevano cercare di cambiare la società. Ecco, il partito di cui Bersosa intervista uno dei massimi leader era un piccolo partito socialista, diciamo, che venne assorbito dal PSOE di González nel 78 e scomparve. E il personaggio che ci guida nella storia del conflitto e della Spagna franchista diverrà poi il primo sindaco di Madrid libera. Ecco. È un film di decostruzione. Tutto quello che è cultura, tra virgolette, franchista viene demolito. Si mostrano tutte le connivenze e le corruttele del regime, soprattutto con gli americani, che hanno costruito basi americane militari fin dagli anni 50, e se il signor Sanchez oggi dice no all'uso di queste basi da parte di Trump, sono proprio quelle basi che sono state costruite da Franco. Vedete che tutto ci è contemporaneo. Buon programma. Allora, io poi sarò presente ovviamente alla fine per dibattere con voi se voi avete delle domande.